Buongiorno a tutti, sono Fatima e vi parlo di benessere, come ogni settimana. Comincio con una frase che reputo pertinente e che ho scelto apposta. Il corpo è l'inizio, la soglia. Il corpo è la tua verità fondamentale, le tue radici. Il corpo è il tuo tempio. Osho. Il massaggio, la cui storia si perde nella notte dei tempi, nel senso che non ha proprio tempo, non ha una storia precisa, è la nostra vita la sua storia, la quotidianità, è il viaggio, il sogno, la fantasia, è un'altra dimensione, è la realtà, il lavoro. Questo massaggio nasce perché noi siamo, ha motivo di esistere in quanto imprescindibile. Nel momento in cui noi viviamo, questo massaggio ha senso. Parlo del massaggio rilassante che ho presentato la volta scorsa, quindi il primo del quale vi ho parlato. Primo perché tutti i massaggi nascono da quello, perché è la base, ma per questo forse anche l'ultimo, perché fondamentalmente li racchiude tutti. Abbiamo detto che il massaggio è una forma di terapia antica ed anche uno dei gesti più naturali che compiamo quotidianamente, dal momento che è istintivo frizionare una spalla se è indolenzita o sfregare quella parte del corpo che ci fa male. In pratica è un insieme di diverse manovre eseguite sul corpo per lenire dolori muscolari o articolari, per tonificare il volume di alcuni tessuti, ma anche, direi, soprattutto, per preservare e migliorare il benessere psichico, allentando tensioni e fatiche. E per ottenere questo rilassamento del corpo, per sciogliere le contratture, uno dei massaggi più efficaci è quello eseguito con le coppette. La coppettazione è una tecnica antichissima che nel corso dei secoli ha saputo rinnovarsi e perfezionarsi, tanto che, utilizzata già ai tempi di Ippocrate e poi ripresa dai cinesi, oggi è inserita come pratica rigenerante del corpo in molti centri benessere. Vediamo di cosa si tratta. Praticamente vengono applicate sul corpo delle coppette, simili a vasetti di yogurt, che possono essere in vetro, in bambù, in ceramica, normalmente sono in vetro, e si crea un effetto ventosa che tiene il contenitore incollato al corpo. L'applicazione può durare dai 5 ai 20 minuti e produce un'alterazione dei flussi energetici mediante la stimolazione della circolazione sanguigna e linfatica. C'è chi considera la coppettazione una tecnica riflesso stimolante, perché qualche operatore la usa sfruttando i principi della medicina tradizionale cinese, cioè agendo sulle cosiddette zone riflesse. Tramite questa pratica è possibile ripristinare l'equilibrio e ristabilire la funzionalità di un organo o di un apparato in disarmonia. In realtà, le origini di questa metodica sono molto antiche. Infatti, fu Ippocrate, il medico greco del III-IV secolo a.C., a gettare le basi teoriche della coppettazione e a fornire indicazioni precise sulla modalità corretta di applicazione. Ma era anche tra le competenze curative della medicina tradizionale cinese, inserita tra le tecniche che utilizzano il calore, e veniva spesso utilizzata insieme al massaggio e all'agopuntura. Quindi in Cina, ma pare che le coppette siano state usate a livello terapeutico anche in Vietnam, in Corea, in Giappone, in India e in Sud America, senza appunto smentirne le origini orientali.
Sembra anche che siano state trovate delle attinenze con la coppetazione in alcuni testi risalenti alla Mesopotamia, dove si trova il riferimento nelle immagini, ed anche pare che questa tecnica sia stata usata nello sciamanesimo, inserita nei riti di guarigione e nelle pratiche per togliere il male. Invece nel Medioevo fu usata in modo scorretto e vi fu un abuso di questa tecnica fino ad inficiarne i benefici e quindi a screditarla. Poi, agli inizi del Novecento, il medico austriaco Bernhard Aschner la rivalutò e la introdusse tra le tecniche terapeutiche. Però, senza andare tanto distante, so che i nostri nonni usavano la stessa tecnica, utilizzando dei bicchieri, e ho avuto delle testimonianze di persone che ho conosciuto provenienti dalla Russia e anche dall'Egitto, che raccontavano la stessa cosa. Addirittura mia sorella mi disse che anche mio nonno usava questa tecnica. In quel caso venivano utilizzate per togliere l'infiammazione, quindi se c'era quella che poteva sembrare una bronchite, una tosse, l'influenza, che forse all'epoca non veniva chiamata influenza, ma anche per abbassare la febbre. Questi bicchieri venivano posizionati, per esempio, sul torace in corrispondenza dei polmoni. Ho anche visto un filmato di medici orientali che le utilizzano per togliere l'eccesso di sangue, come quello che una volta veniva chiamato salasso. In realtà possono essere usate in maniera differente. Per esempio io le uso in modo dinamico ed il massaggio, che ho chiamato il bacio del benessere, dà solo benefici senza lasciare l'effetto succhiotto, senza il livido, perché le faccio scorrere sulla pelle servendomi dell'olio. Questo massaggio dà tanto beneficio in molteplici situazioni. Intanto è un validissimo drenaggio dei fluidi e stimola oltremodo sia la circolazione sanguigna che la circolazione linfatica, e quindi con tutti gli effetti positivi che ne conseguono. Aiuta in modo potente ad eliminare le tossine e pertanto possiamo dire che è drenante, è detossinante, è decontratturante ed aiuta negli stati infiammatori, ma è anche un ottimo sistema rilassante che serve nei momenti di depressione e negli stati d'ansia. Avete proprio la sensazione di un profondo bacio, sensazione data dall'effetto del risucchio, grazie al quale i liquidi vengono richiamati in superficie e poi ridistribuiti. Agisce quindi anche nella microcircolazione, schiarendo alcuni piccoli capillari che risultano poi meno evidenti. Insomma, è un massaggio che vi consiglio perché si adatta a molte situazioni ed è incisivo, fa bene, rilassa. È una coccola così particolare che quando faccio il massaggio al viso uso sempre le coppette per stimolare la microcircolazione, ma soprattutto perché ho scoperto che alle persone piace moltissimo. Quindi vi aspetto per provarlo nel mio studio a Conegliano, in via Verdi 17, e intanto vi saluto affettuosamente e vi do appuntamento alla prossima settimana qui a Radio Conegliano sulla frequenza FM 9060, e vi invito anche a visitare il sito dove troverete man mano i video di questi appuntamenti e tante rubriche molto interessanti andando alla pagina www.venetoglobe.com. Un saluto a tutti da Fatima.